Don Poretti, dai dai 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 Don Poretti. Questa è la storia di un prete che non so se conoscete, che passa per un cristiano ma è strano un po' non connette. Vi parla delle comete, poi chiede nelle collette che non mettiate monete ma solo le banconote. Molto strano Poretti, è vero lui se ne fotte. Nel breviario annotati più conti di un hotel. Un bel giorno Don Poretti diventa parroco nella chiesa di San Pico a Tattari Bro. Zero Haribo, per i bimbi manco le ostie. Le eucaristie son pagate con il postpay. Voi dite ok, siete genti sciocche. Famiglie per Berlusconi e vi schiaffeggia con le nocche. Si suppone che un prete sia un vero cristiano, uno che tende la mano, uno che tiene per mano quando toglie ai giovani lo spazio umano. Tu non sei umano, Don Poretti preghiamo. Si suppone che un prete sia un vero cristiano, uno che tende la mano, uno che tiene per mano, ma quando toglie ai giovani lo spazio umano. Tu non sei umano, Don Poretti preghiamo. Ok, gran bel campo nuovo, sto spazio nella chiesa dove vado e dove trovo un campo per il calcio, un campo per il basket e mollo tutto il marcio delle strade per lo sport. Meno alcol, meno droghe, se posso andare altrove. I ragazzi di città ci organizzano dei tornei spontanei di calcetto. Oh, 3 contro 3 o partite di basket. Oh, già anda bene, c'è la meglio gioventù. No, Poretti dice no, non tollera il voodoo, non tollera più che i ragazzi vengano qua nella casa di Gesù. Ci sentiamo Satana. Si suppone che un prete sia un vero cristiano, uno che tende la mano, uno che tiene per mano quando toglie ai giovani lo spazio umano. Tu non sei umano, Don Poretti preghiamo. Si suppone che un prete sia un vero cristiano, uno che tende la mano, uno che tiene per mano, ma quando toglie ai giovani lo spazio umano. Tu non sei umano, Don Poretti preghiamo. Un bel giorno ero ignaro, nelle cuffie il mio sound. A piedi camminando raggiungevo il playground. Supero Minas Town, gente Minas in town, gente imbriaga in dai più cinesi che Mao. Passo in chiesa dopo un curaçao, Don Poretti mi blocca. Donazione per la FAO. Io lo so, tu lo sai, lo sa o non lo sa che Poretti si scrocca anche il cacao meravigliao. Passo al campo di calcetto ma non trovo Falcao, non trovo reti intatte, ciao. Il prete le ha tagliate, straziate a fette. Ha detto che non vuole persone sospette. Vete in cazzo, vado al campo di basket nello spiazzo, almeno qualche tiro me lo piazzo. Invece un cazzo, un ragazzo ha piazzato lo schiamazzo. Ha risposto per le rime a questo prete pazzo. Don Poretti fa: ma cosa fai sul selciato? Vattene, non lo vedi che l'orario è passato? E quello fa: e sto giocando anche orario passato. E se ci fosse Gesù, lui ci avrebbe lasciato. Sti linguaggi maldestri, sti ragazzi son molesti. Per questo Don Poretti gli ha levato i canestri. Sti linguaggi maldestri, sti ragazzi son molesti. Per questo Don Poretti gli ha levato i canestri. Si suppone che un prete sia un vero cristiano, uno che tende la mano, uno che tiene per mano quando toglie ai giovani lo spazio umano. Tu non sei umano, Don Poretti preghiamo. Si suppone che un prete sia un vero cristiano, uno che tende la mano, uno che tiene per mano, ma quando toglie ai giovani lo spazio umano. Tu non sei umano, Don Poretti preghiamo. E così Don Poretti, fai cosa buona e giusta, rimetti i canestri, fai divertire i ragazzi, dai, fai cosa buona e giusta. Gesù ti perdonerà se lo fai subito, ti prego, lasciaci giocare a basket. È l'unico posto dove si facevano i tornei in tutta la città. Già il comune non pensa manco a costruire delle strutture, se ne fotte, il comune manco fa un campo. E ti ci metti pure tu, uomo di chiesa, fai cosa buona e giusta, Poretti.